Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! È ricoverato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il bimbo di 11 mesi che ha ingerito un pezzo di hashish mentre era in compagnia dei genitori in un parco pubblico. Il bambino è fuori pericolo e sul caso è stata aperta un'indagine. Sentiamo Anna Franchino. È stato trasferito al reparto di pediatria dell'Annunziata di Cosenza, ma la prognosi resta riservata. Il bimbo di 11 mesi, giunto nel tardo pomeriggio di ieri al pronto soccorso in condizioni gravissime dopo aver ingerito un pezzetto di hashish. Quando i sanitari l'hanno soccorso, le funzioni vitali erano alterate e mostrava difficoltà respiratorie. Ecco perché è stato affidato alle cure del reparto di rianimazione. Secondo il racconto dei genitori che l'hanno trasportato d'urgenza presso il nosocomio Bruzio, non appena resisi conto delle difficoltà respiratorie, il piccolo avrebbe trovato lo stupefacente in un parco pubblico dove la coppia stava trascorrendo alcune ore in compagnia dei due figli, il più grande di 8 anni e il fratellino di 11 mesi. In un momento di distrazione della madre e del padre, il bimbo avrebbe trovato qualcosa a terra e mentre lo portava alla bocca i due coniugi non avrebbero fatto in tempo a fermarlo. Questo è anche ciò che hanno raccontato i poliziotti della squadra mobile di Cosenza, immediatamente informati dell'accaduto, una versione che evidentemente non avrebbe convinto gli inquirenti che secondo alcune indiscrezioni hanno effettuato anche una perquisizione a casa della coppia. Sull'episodio proseguono gli ulteriori accertamenti coordinati dal procuratore capo del Tribunale Bruzio Mario Spagnuolo. Intanto il bimbo resta sotto lo stretto controllo dei medici dell'Annunziata che sperano di sciogliere al più presto la prognosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!